Buongiorno a tutti, grazie, grazie anche a coloro che si sono collegati adesso a questa conferenza stampa. Anche quest'oggi da Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la sede più rappresentativa di tutti i veneti. Abbiamo il piacere di presentare in questa conferenza stampa la 22esima festa della transumanza che si svolgerà domenica prossima, 5 ottobre, a San Pietro in Gu. Parto con i ringraziamenti ai presenti, al sindaco Paolo Polatti di San Pietro in Gu, grazie sindaco di essere qui, al vice sindaco Lorenza Prandina, al signor Nicolin, alla signora Teresina Carraro, accompagnata con il marito, il signor Mariano Leonardi. Buongiorno a tutti ancora, benvenuti e con grande piacere che vi do benvenuto a questa conferenza stampa per questa presentazione della 22esima festa della transumanza. Questa è una tradizione antica che celebra il paesaggio stagionale del bestiame e dei pascoli montani a quelli della pianura. Rappresenta non solo un momento di grande valore culturale e storico, ma è anche sicuramente un'occasione per riscoprire e valorizzare tutte quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni, il legame profondo con il territorio e le sue risorse naturali. La festa della transumanza è diventata ormai sindaco negli anni per tutti noi, ma non solo, anche per i cittadini al di là dei nostri confini veneti, di Padova, della provincia di Padova e veneti, un appuntamento assolutamente imperdibile, capace di coinvolgere sicuramente tutte le comunità locali, la comunità locale di San Pietro in Gu, ma anche tutte quelle padovane, e i tanti visitatori che ogni anno si avvicinano con curiosità e rispetto a questo evento che ormai è unico. Tra folklore, gastronomia, musica, tradizioni, una grande partecipazione, un grande calore, una grande festa della comunità. Ringrazio per questo fin d'ora tutti coloro che hanno contribuito in questi anni all'organizzazione di questo evento e hanno contribuito anche quest'anno e stanno ancora lavorando all'organizzazione di questo grande evento. All'amministrazione comunale di San Pietro in Gu, ovviamente a partire dal sindaco Polatti e a tutta l'amministrazione comunale, a chi parteciperà e anche a tutti la protezione civile, tutti i volontari, tutti coloro che lavorano all'interno di uffici comunali e non solo, penso ci sarà anche la Proloco, tutti saranno a lavoro, certi che sarà sicuramente una giornata ancora di grande festa, di cultura, di convivialità. Vi invito quindi tutti a partecipare domenica 5 ottobre, numerosi, a vivere insieme questa bellissima e splendida celebrazione della transumanza e con questo ringraziamento, con questo invito, lascerei l'onore al sindaco Paolo Polatti di intervenire e dare avvio a questa bellissima conferenza stampa entrando nel merito e nel contenuto di questa festa. Grazie sindaco e benvenuto ancora. Grazie vicepresidente Soranzo, grazie per l'invito anche quest'anno, insomma, per ospitarci qui a Palazzo Ferrofini. È un grande onore e un grande piacere. San Pietro in Gu è pronta, e c'è tanta emozione, c'è tanta energia. Siamo partiti domenica scorsa con il lanciare la 22esima festa della transumanza con uno spettacolo che potete vedere alle nostre spalle, Anime in cammino, la transumanza, che richiama poi anche i contenuti della conferenza di oggi. È veramente un motivo di grande onore e orgoglio poter presentare la 22esima festa della transumanza di San Pietro in Gu presso la sede della Regione, perché la Regione del Veneto crede in questo tipo di eventi, crede e sostiene la tradizione e la storia del popolo veneto. La festa della transumanza, grazie a un lavoro che è stato portato avanti dall'amministrazione comunale, è riuscita a ottenere il riconoscimento di manifestazione storica, quindi la nostra transumanza non è una rievocazione, ma è una manifestazione che anno dopo anno si evolve, ma comunque mantiene saldi quei valori della tradizione. E le annuncio, vicepresidente, che la mandria è pronta. Io domani farò una visita per salutare la mandria della famiglia Nicolin, che ringrazio perché è l'azienda agricola di San Pietro in Gu, che poi materialmente calcherà le strade e partirà da Malga Campo Rossignolo e transiterà
poi per le strade. Partirà sabato pomeriggio, giungerà sabato sera nella città di Marostica, che ringrazio l'amministrazione per l'ospitalità, e poi arriverà a San Pietringù domenica mattina. Domenica mattina alle ore 10 riva e vacche, come si suol dire con la nostra bella lingua veneta, e appunto la Mandria sfilerà per le vie del paese, verrà accolta come ogni anno da tutta la cittadinanza che corre, che vuole vedere queste tradizioni. E sa, vicepresidente, è emozionante vedere come c'è sinergia e c'è coesione tra animali e persone, perché parlavo prima, venendo qui alla sede della regione, c'è proprio un connubio, si respira tra animale e uomo, c'è un affidarsi e un fidarsi, perché l'uomo deve saper accompagnare la mandria a casa, ma la mandria deve anche deve dare quella fiducia all'uomo, perché comunque abbiamo degli animali che corrono per delle strade, e quindi sapete c'è tutto il discorso del traffico, ci sono i volontari che presidiano, che monitorano, c'è tutta la sicurezza da garantire, e questo è realizzabile grazie ai tanti volontari, tante le persone appassionate che si mettono in gioco, ed è veramente una cosa così d'altri tempi, che però è giusto ogni anno sancire e mantenere salda nelle nostre tradizioni. Questa è la storia della nostra regione Veneto, questa è la storia dei Veneti, e quindi veramente ci crediamo e abbiamo lavorato sodo per mantenere attiva la tradizione con la festa della transumanza, che quest'anno appunto arriva alla 22esima edizione. Una festa che mette in sinergia le varie associazioni del paese, sarà una giornata ricca di eventi, abbiamo gli alpini, abbiamo la Proloco, i vari comitati che sono presenti a San Pietringù. Abbiamo tutta la parte fieristica con gli espositori, hobbisti, piuttosto che prodotti tipici locali, perché è giusto far conoscere quelli che sono i nostri prodotti d'eccellenza. E allora la transumanza diventa un'occasione, una vetrina utile per promuovere le eccellenze venete. Io veramente invito tutti quanti, tutte quante le persone che ci stanno vedendo, che vedranno questa conferenza stampa, ad arrivare a San Pietringù. Vi accogliamo a braccia aperte per sostenere la storia dell'identità veneta. Grazie Sindaco, quindi la festa transumanza è una vetrina per ricordare e mettere in luce il presente, ma anche la storia e tutte le peculiarità del nostro territorio. Con questo io lancerei, se possibile, il video per poi proseguire con la conferenza stampa. Grazie. A San Pietro in Gu, 22esima festa della transumanza. Domenica 5 ottobre, a partire dal mattino, ti aspetta un'esperienza unica. Ammira la sfilata della Mandria, assaggia i prodotti tipici, fai volare la tua fantasia con le attività per bambini e in più un ricco stand gastronomico. Vivi una giornata indimenticabile. Scopri il programma completo su www.festadelatransumanza.it. Sulla coda di questo video ringrazio di nuovo il sindaco. Io chiederei, sindaco, di far accomodare il tuo vice sindaco Lorenza Prandina, se vuole accomodarsi il vice sindaco, per intervenire e portarci poi un suo intervento anche per raccontare tutto quello che è vero, già il sindaco un po' ha illustrato, ma che vede la festa transumanza come un contenitore importante tra cultura, storia, produzioni tipiche, e la storia di un'azienda importante come Fratelli Nicolin, insomma, che dalla Malga arriva in pianura e arriva a San Pietringù. Prego, vice sindaco. Buongiorno a tutti. La transumanza è sì l'attualità, ma è proprio storia, e ogni anno cerchiamo di aggiungere un tassello alla storia del nostro paese e di questa attività. Quest'anno abbiamo fatto un videodocumentario intervistando persone che hanno iniziato negli anni 50-60 ad andare in Malga fin da piccoli. Volevamo fare in modo che queste testimonianze rimanessero, e il video era l'opportunità migliore per farlo. Grazie ovviamente sempre al contributo della Regione, perché si sa che i comuni da piccoli non è che possono avere tutte queste opportunità economiche, quindi noi ci impegniamo per valorizzare al massimo tutta questa tradizione.
Grazie Vice Sindaco Lorenza Prandina, grazie per il lavoro che ha fatto che insieme a tutta l'amministrazione, il documentario che comincerà a scorrere alle mie spalle e nei vostri video è un documentario importante perché porta, è vero, quel prezioso lavoro di ricerca storica e antropologica e mira a preservare e tramandare la tradizione della storia veneta sempre di più. Sono testimonianze dirette, testimonianze dei nostri concittadini che sono ovviamente di San Pietro in Gu. Io ringrazio ancora l'azienda agricola Nicolin e vorrei accomodare per le testimonianze il signor Mario Nicolin, che abbiamo il piacere e l'onore di averla qui con noi. Nel frattempo è partito, sì, prego. Se ci vuole portare la sua testimonianza di questo momento e che dentro di lei vivono tante esperienze, tanta storia, tante emozioni. Insomma, lei porta con sé un prezioso contributo a questa importante tradizione del nostro territorio, del nostro Veneto. Veramente la presentazione me l'ha fatta già il signor Soranzo e di conseguenza io sono comunque Mario Nicolin. Sono nato e cresciuto per un certo periodo a San Pietro in Gu, poi per le esigenze familiari mi sono trasferito in un altro paese poco lontano, ma comunque l'esperienza di Malga è un'esperienza viva che resta ancora nella nostra famiglia, che resta ancora in particolare nel mio sangue, nel mio carattere, nel mio fare di Malga. Di conseguenza è un'esperienza emotiva, a questo punto, a questa età che ho io, è un'esperienza emotiva, però a quei tempi una volta era un'esperienza molto dura, un'esperienza molto lavorativa, un'esperienza di fatica. Quando ancora si andava in Malga senza luce, senza acqua, non c'era niente, l'acqua che si beveva, che si faceva il formaggio, perché noi abbiamo sempre fatto la cultura del formaggio, che si faceva il formaggio con l'acqua, si raccoglieva l'acqua piovana che veniva dalle grondaie, andava dentro di una vasca, si deponeva, di conseguenza l'acqua che era sopra era quella buona, non c'era l'ULSS che veniva a vedere quanto microbi che c'era, non c'era nessuno a quel tempo e abbiamo sempre fatto un formaggio che quando venivano a fine stagione venivano a comprarlo perché non c'era la cultura dell'agriturismo come adesso, si faceva il formaggio per venderlo a fine stagione. A fine stagione vuol dire alla fine di agosto, di prima settimana di settembre, perché quando quel periodo lì, al 20 settembre si scaricava la Malga, al 20 settembre era obbligatorio andare a casa. Io sono nato il 20 settembre e mi ricordo che la mia famiglia è andata su a Marostica, che mio padre stava venendo giù con le vacche, e hanno detto è nato tuo figlio, primo figlio ero io. Il 20 settembre sono nato e stavano venendo a casa con le vacche da Marostica. Comunque l'esperienza lavorativa in Malga era dura perché finito la scuola ti prendevano col carretto, sono andato in Malga ancora, col carretto e il cavallo sono partito da San Pietro in Gu e andato in Malga. E lì ti dicevano 5 vacche a mattina e 5 vacche a sera di mungere. Ma come? Sono grande così, mi faceva male le mani e mio zio mi diceva, mio zio Guarino, che era forte, diceva ti impari, non sta a preoccuparti, ti impari, domani stai meglio. E così andavamo avanti sempre e facevo a fine stagione, la settimana prima di cominciare a scuola venivo a casa e avanti tutto quanto così. Ho fatto tantissime stagioni di Malga, ho fatto tantissime transumanze. E ne faccio ancora, perché sto facendo ancora transumanza ogni anno, con le vacche non mie ovviamente, adesso sono quelle dei miei cugini, che hanno una struttura meravigliosa, hanno una famiglia super meravigliosa, e conducono una Malga che fanno dei prodotti che può dirlo il sindaco, può dirlo l'assessore, può dirlo tutti i cittadini di San Pietro in Gu. Con questo voglio ringraziare il comune, il sindaco, l'assessora Prandina,
Di conseguenza per l'invito che mi hanno dato, perché essendo che non sono più cittadino di San Pietro in Gu, ma il cuore batte sempre nel mio paese, perché È sono cittadino rimasto lì. veneto? Ah. È un cittadino veneto, sempre? Ah, ma abito a Torre di Guardasoio, non sai che abita Appunto, Dio sa sei dove. cittadino veneto. Ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ecco, allora con questo io finisco e ringrazio. Questa poca testimonianza che ho potuto dare, penso che qualcosa di più si è saputo della vita di Maria. Grazie signor Mario Nicolin, grazie davvero per la sua testimonianza, la sua intervista nel video documentario, ma anche la sua testimonianza qui oggi, che così ha dato veramente l'inizio a quel viaggio nel tempo e nella memoria che continuiamo a percorrere con la signora Teresina Carraro, che invito a avvicinarsi, e ringrazio anche a lei, do nuovamente il benvenuto. Grazie di essere qua, perché poi sarà un'altra testimonianza importante di questo spaccato della vita di Malga dal dopoguerra ad oggi. Buongiorno, io sono la signora Teresina Carraro e abito a San Pietro da sempre. Quando Lorenza mi ha chiesto di testimoniare qualcosa dei miei primi ricordi della vita di Malga, me ne sono venuti in mente tantissimi, perché io ho cominciato, la mia famiglia già da prima che io nascessi andava in altopiano con le mucche. Quando ho cominciato io ero una bambina molto piccola, parlo di 3-4 anni, ho foto di questa età, e i miei ricordi molto vividi sono dell'età delle elementari, per cui il grande lavoro che c'era prima di partire nel caricare casse con tutte le vetovaglie, le cose che sarebbero servite nella vita quotidiana di Malga e per fare il formaggio. E quando si saliva, come ha detto prima di me il signor Nicolin, vivevamo in questa Malga dove non c'era l'elettricità, non c'erano i bagni, non c'era l'acqua. L'acqua che, come diceva, che si usava per la vita quotidiana e per fare il formaggio, da noi non c'era la vasca, ma c'era addirittura proprio il pozzo con il secchio. E io ho questi ricordi di bambina legati a questa vita molto semplice. I miei ricordi sono legati soprattutto al mio papà, con cui io salivo su in alpeggio ed era l'altopiano, e la Malga era la Busafonda, una delle prime malghe che si saliva per andare nella strada del Monte Ortigara. E questo papà, che con una passione incredibile lavorava il latte, faceva il formaggio, a volte, una volta alla settimana, ci raccoglieva la panna perché noi bambini potessimo, con le nostre fragoline che avevamo raccolto nel bosco, mangiarla. E mi ricordo il papà che alla mattina presto, prima di mungere le mucche, girava il formaggio, passava il sale, scrutava queste forme con tanto amore, perché poi quello era il frutto del loro lavoro, che quando scendevano a settembre andavano a vendere nei caseifici. Per cui se il prodotto era eccellente, il lavoro veniva premiato in modo adeguato, e per cui c'era un grande lavoro alla base. Noi bambini, io ho ricordi di questi bambini, io non sono salita in Malga a lavorare perché ero piccola, però dentro di me c'era questo grande lavoro in Malga, aiutare noi bambini nel nostro piccolo a andare forse anche a raccogliere legna, sicuramente, aiutare a lavare tutti questi attrezzi di legno che servivano per le fassare, questi cerchi di legno dove si faceva la forma del formaggio, si faceva il burro, per cui tutti gli stampi erano di legno, e poi c'era il burcio dove si faceva proprio il formaggio, perché noi bambini ci dice il burro, chiedo scusa, il burro, e noi bambini davamo una mano nel nostro piccolo a fare
tutte queste cose che secondo me non esistono più, però sono dentro al nostro cuore, per cui è stata una testimonianza ricca di, diciamo, affetto, perché questa montagna non esiste più, questa malga non esiste più. E per cui ecco, è un tramandare queste cose che solo attraverso testimonianze e foto rimangono a noi, alle nostre generazioni. Io racconto queste cose ai miei figli, ma se non vedono foto non c'è neanche più la montagna fisica come era quando io l'ho conosciuta, perché adesso se torniamo su in altopiano vediamo tutt'altro, seconde case, impianti di risalita, strade asfaltate, cose che... Per cui ben vengano queste testimonianze, questi video, queste foto che il nostro paese, San Pietrangù, ha curato con tanta passione. Grazie. Grazie a lei, grazie davvero signora Tresina. Carraro, io penso di dire che ha ragione, è cambiato molto ed è per questo che anche come Regione Veneto siamo molto attenti a sostenere tutte le iniziative che per noi promuovono l'identità veneta, come questa, e non so se nel frattempo vogliamo lasciare scorrere il video documentario, però mi sento di dire una cosa che non è prevista, devo aspettare un secondo a fare questa mia riflessione, ma penso di dire che è una montagna che magari non c'è più come l'avete vissuta voi. Abbiamo il dovere di ricordare però da dove veniamo, che cosa siamo. Nelle vostre testimonianze preziose, signora Nicolin, io le dico, e anche quella della signora Tresina, io ho sentito emozione, perché qualcosa ho vissuto, ho visto con i miei occhi, nonostante insomma io ormai ho quasi 52 anni, qualcosa ho visto dei miei nonni, facciamo fatica a tradurlo, a farlo capire il lavoro, il sacrificio, che c'era poco, ma con poco si riusciva a trovare quelle felicità che magari talvolta i nostri figli, le nostre generazioni non comprendono. Dal punto di vista anche del profumo, quelle sensazioni del primo all'alba del mattino, lei parlava che quando completato tutto il lavoro si arrivava poi a vendere il prodotto, e se il prodotto non era eccellente non c'era poi la soddisfazione e diciamo della produzione, perché magari non trovava riscontro, e questo era diciamo un dolore, perché nessuno comprende il tanto sacrificio che c'è, ma era un sacrificio però che si faceva con felicità, apprezzando quella che era la natura, il nostro territorio, le nostre tradizioni. Ma è importante che lo capiscono probabilmente i nostri ragazzi, e quindi anche al vice sindaco, al sindaco e a tutti voi i miei complimenti, perché è un lavoro importante, che è una semina importante che dobbiamo in qualche modo far arrivare nelle forme dei modi possibili alle nostre giovani generazioni. Se lasciamo andare un po' l'audio, magari sentiamo anche in coda un pezzettino del video documentario. Grazie. Serviva per tirare fuori qualche impurità che erano nel latte eventualmente. Lo scagno da una gamba, che lo si appoggiava un po' dappertutto, e il sale col saiaro che dava alla vacca perché restasse ferma. E non dava mica solo una volta, perché la vacca, quando era avida di sale, si girava sempre con la testa in cerca del sale e veniva addirittura a mangiarla dentro nel saiaro qualche volta, stando ferma. Prendevi in mano il secchio e di conseguenza lo tenevi in obliquo. Con la mano destra battevi la coppa sul fondo del secchio con ritmi più o meno uguali, e di conseguenza le vacche sentivano il battito e venivano. Non di corsa, ma venivano. Anche di corsa, perché sapevano che mangiavano il sale, fra l'altro. Perché gli animali ti riconoscono. Gli animali, quando sei stato 15 giorni insieme con gli animali, quando vai al pascolo, quegli animali ti vengono dietro, ti ascoltano. Allora c'era l'abitudine anche di dargli il sale direttamente con le mani in bocca agli animali. Bastava che feci un gesto e loro ti rivenivano vicine senza timore, come che si abitua un cane.
diventavano amiche che si nascondono per partorire, nascondono i vitelli, non li trovi, puoi fare quello che vuoi. La giornata in cui il mio papà decideva e faceva il burro era sempre una cosa un po' bella per noi bambini, perché metteva la panna lavorata, cioè la panna che aveva raccolto, la metteva in una specie di botte con il manico che si chiamava il burro. Cioè ci chiamavano noi bambini, siccome era tutto a mano, a ruotare, a lungo andare diventava burro, e allora noi a divertirci anche, sì, eravamo bambini, a fare il burro. Quando il panetto di burro era fatto, il nostro papà ci dava uno stampo come questo, oppure lo faceva lui, noi magari lo aiutavamo a chiudere. E io ero affascinata, questo si apriva, e io ero affascinata da bambina dai disegni che c'erano dentro a questo stampo. Poi prendeva della carta oleata che probabilmente a tagliata a fogli già veniva portata su in maglia, lui rovesciava e per magia con noi di bambini ci trovavamo tutte le stelle alpine, le spighe di grano, i fiori su questi panetti di burro, ed era quasi una festa per noi. Quando andavi a letto alla sera eravamo in un posto dove c'erano le lamiere sopra, le lamiere, sì che quando pioveva sentivi una musica che era infinita. Quando grandinava poi peggio ancora, era una cosa fuori da ogni limite, ma sopra dove dormivamo noi c'erano le travi di legno e le lamiere. Basta. Mi ricordo la pioggia, però mi ricordo anche molte grandinate ed era un rumore assordante. Le stanze di sera, almeno i ricordi che ho io da bambina. Grazie, abbiamo fatto insomma vedere uno spaccato di questo video. Mi sento di dire che oltre alle grandinate, credo di poter dire che dalla maglia si vedono anche delle grandi stellate, e quindi credo che sia un altro di quei regali straordinari che questo mondo ci dona ogni qualvolta. E io posso dire, prima di lasciare la chiusura giustamente al sindaco Polatti, poter dire che sì, deve essere stato un frastone incredibile con le grandinate. Era una vita, diciamo, povera di comodità, di comfort, ma ricca magari di tanto altro, che probabilmente è proprio quello che a noi manca in questo momento come comunità, ma che grazie a voi stiamo cercando di recuperare. E io, Sindaco, lascerei a te la chiusura di questa conferenza stampa, ringraziando tutti gli intervenuti, per invitare ovviamente ad essere con noi, posso dire con noi, Certo. il 5 ottobre. Mi sento di ringraziarti perché sulle note di quelle che saranno non il rumore, ma la musica di quando arriva la Mandria in San Pietro in Gu, vedere bambini e famiglie sempre più numerosi. Guardate che ci sono le strade stracolme di persone e di famiglie che guardano con affetto, ma soprattutto grande rispetto, questa manifestazione e l'arrivo della Mandria. Quindi dal Pascolo lascio a te questa, perché nel raccontarlo lo rivivo e un po' di pelle d'oca ce l'ho, e anche perché poi, ma lascio a te anche raccontare il suono che quando arriva la Mandria in San Pietro di Gu c'è, che è fortissimo e che richiama l'attenzione di tutti noi, in particolare dei bambini, ma anche di tutti noi. Prego, Sindaco. Grazie ancora, Vicepresidente. Beh, innanzitutto io devo ringraziare la Regione del Veneto che ogni anno crede in questa iniziativa, perché la transumanza, se riusciamo a realizzarla, se riusciamo a realizzare prodotti culturalmente validi come il filmato che abbiamo appena visto, è perché la nostra Regione, attraverso la legge sull'identità veneta, ci aiuta con
concretamente. E quindi grazie veramente alla Regione del Veneto, grazie Vicepresidente per questo aiuto importante. Nei piccoli comuni c'è la storia, c'è l'identità della terra veneta e noi abbiamo il dovere di preservare e di mantenere questa nostra cultura. L'invito va ovviamente a domenica 5 ottobre, ore 9:45, 10, venite un po' per tempo perché le strade saranno affollatissime di sorrisi, saranno affollatissime di grandi emozioni. Vedere i bambini, il sorriso, meravigliarsi di fronte a quello che è impensabile, nel senso che vedere una mucca girare per strada è una cosa che capita solo una volta all'anno a San Pietringù, o almeno quello che dovrebbe succedere nel nostro piccolo paese. Però è veramente emozionante come il suono così bello di questi campanacci, dove c'è la mucca più anziana che è il capo mandria, percorrere, solcare, dettare il passo, il ritmo, perché si ricorda, Vicepresidente, se noi politici che siamo politici, amministratori, no? Ma che siamo davanti a dare il benvenuto, non manteniamo il giusto passo, le mucche non è che ce la mandano tanto a dire, ma anzi ce le suonano, perché sono loro le vere protagoniste. È la famiglia Nicolin che ringrazio veramente di cuore, che ci dà la possibilità di rivivere questa grande emozione. Ed è bellissimo come i bambini, come le famiglie si ritrovano a riscoprire anno dopo anno questa tradizione tipica della nostra terra veneta, che fa parte appunto della nostra identità. Le mucche sanno benissimo qual è il percorso che devono fare, sanno benissimo dov'è la loro abitazione. Ricordo ancora con grande emozione qualche anno fa, quando il capostipite della famiglia Nicolin, che poi qualche mese dopo è venuto a mancare, aveva accolto la mandria proprio all'ingresso della casa, e vedevi come le vacche, alla sola visione, al vedere il capofamiglia, abbassavano la testa, e come simbolo di rispetto per chi le aveva seguite, le aveva curate per tanti anni. Quindi veramente c'è un connubio tra uomo e natura, tra uomo e animale, che deve essere rispettato, perché soltanto con il rispetto si riescono poi a produrre prodotti d'eccellenza tipici del nostro territorio. San Pietringù è orgoglioso di poter preservare e custodire questa storia, queste radici, ma questo è frutto soltanto del lavoro sinergico che come amministrazione abbiamo messo in piedi anno dopo anno con le realtà del paese, con le associazioni di volontariato. Grazie alla Regione del Veneto, grazie Vicepresidente, ti aspettiamo, ok? Proprio, e uso il tu perché insomma sei un ospite gradito, il Vicepresidente Soranzo ci onora della sua presenza, perché è giusto che la Regione sia presente e veda poi come investiamo concretamente le risorse per mantenere vive l'identità veneta. Quindi vi diamo appuntamento a San Pietringù domenica mattina. Grazie. Grazie Sindaco. Io aggiungo, mi permetto di aggiungere che dopo la festa della transumanza a San Pietringù, io invito anche tutti coloro che ci stanno seguendo, che ci seguiranno anche domenica, di vivere l'esperienza in Malga, negli itinerari della nostra montagna, perché è vero che i nostri ragazzi sono abituati a trovare, anche le nostre famiglie, il burro nella distribuzione, al supermercato, ma sempre più famiglie stanno apprezzando la possibilità di andare in Malga a acquistare il proprio panetto di burro o il proprio formaggio, e vi assicuro che è un'esperienza entusiasmante, unica, anche la mattina andare a acquistare direttamente in Malga, ancora con un profumo straordinario, il panetto di burro. Con questo io davvero ringrazio tutti, e un arrivederci tutti a domenica 5 ottobre a San Pietringù, per ritrovarci tutti insieme a vivere quelle che sono le nostre tradizioni, e soprattutto questo viaggio che insieme a questo documentario, il lavoro svolto nel tempo e nella memoria, ci raccontano, insieme a tutti quei campanacci che ci fanno sentire sempre più vivi in questo